Se da una parte si avverte il malumore per l'unica sconfitta arrivata finora contro una delle corazzate più preparate e meglio allestite del campionato, dall'altra Silvio Rocia ha combattuto nei confronti della prima prestazione sottotono dei suoi uomini. C'è una cosa che accomuna le due squadre in campo ed è la voglia di rivalsa, di tornare a vincere e convincere. Amici di YouTube e della divisione, buonasera dal Pala Cesaroni, ottavo appuntamento stagionale con il nostro futsal. Per quanto riguarda ovviamente la nostra Serie A è Eco City Genzano, Came Treviso, riscatto. Buonasera da Alessandro Brizzi e Marco Di Fazio. Allora Marco, se da una parte, come dicevo, l'Eco City arriva dalla sconfitta del Pala Iacazzi, una sconfitta in una partita equilibrata che è stata risolta da un episodio come forse anche tutti un po' si aspettavano, dall'altra Silvio Rocia sono 10 anni che fa un lavoro con questa squadra e piano piano si vedono sempre più frutti, ogni stagione sempre di più. A Napoli due grandi squadre si sono incontrate, due portieri favolosi che hanno battagliato tenendo il risultato così basso, ma è stata una partita che comunque ha avuto ottimi spunti e l'ha spuntata il Napoli anche con merito, alimentando le sue chance per i playoff. 4-5 squadre che si stanno ovviamente distaccando e stanno facendo vedere il loro valore, e l'Eco City non esce assolutamente ridimensionata da quello scontro. Silvio Rocia, incontrarlo dopo una sconfitta forse è il momento peggiore, perché credo che in questa settimana un allenatore dopo la sconfitta trova il massimo e lui è uno di lungo pelo, di lunga data, che sa perfettamente come ritirarsi una squadra, quindi non penso assolutamente che troveremo una Came dismessa. E allora andiamo a leggere i protagonisti di oggi. Mister David Marin a disposizione: numero 1 Mammarella, 5 Lara, 7 e 9 Fusari e Mancuso, 11 De Oliveira, 12 e 13 Di Ponto e Bissoni, Sinti con la maglia 21, 27 Nem, 30 Pedrigno, 77 e 90 Micheletto e Fantesele. Mister Silvio Rocia si presenta con numero 1 Pietrangelo, 7 Walex, una delle sorprese più grandi di questa Serie A, 10 Sutton, 12 Giapaviera con la fascia da capitano, 13 Fior di Guida e Sai, 14 e 16, 17 Perazzetta, 19 Ugas, 20 Azzoni, Donin e Sacon, 22,89. Mister, me ne approfitto per chiederti quanto sta sorprendendo Walex in questa Serie A, come è arrivato? Come sta sorprendendo Walex? In questa serie A la Came Tosson è sempre, la Came Treviso è sempre stata, a prescindere dagli interpreti, una squadra preparata. La cosa da dire è che chiunque entra in una squadra così organizzata riesce poi a dare il meglio. L'anno scorso qui fu una squadra che al meglio sfruttò un quinto splendido e tatticamente mise molto in difficoltà l'Eco City. È iniziata la sfida del Pala Cesaroni con il primo possesso dei padroni di casa, che vanno subito da De Oliveira, cerca il pallone forte al centro e Fusari se la fa scivolare tra le gambe. Può battere verso Sacon. Sutton sviluppa sulla sinistra, primo affronto contro Pedrigno che lo costringe a tornare indietro. Donin chiama la verticale al suo capitano, il pallone si spegne sul fondo. Porta palla Bissoni, unico centrale puro a disposizione di Mister Marin per l'assenza di Romano e oggi anche di Taborda, con qualche affaticamento durante la settimana. Ha preferito risparmiarlo il mister. Battuta all'indietro, Pedrigno se la sposta, Mancino al centro, interrompe proprio Sacon e poi la deviazione fortunata per gli ospiti. In avanti Sutton, Giapaviera, calcia Sacon, trova la deviazione da parte di De Oliveira e quindi calcio d'angolo
per la Kame Treviso, che prova subito ad affacciarsi dalle parti di Mammarella. È partita bene la Kame, intraprendente, come abbiamo detto, sicuramente ferita da una prestazione. In frattempo attenzione a Mammarella che non trattiene, e poi Japa Vieira da 2 passi non riesce a battere dentro. Una prestazione eccessivamente sottotono, la partita non è mai stata, anche molto merito del Pesaro, però non è mai stata in partita nella gara precedente. Mentre ci riprova ancora la Kame, perdonami un secondo Marco, non c'è un attimo di tregua. Mentre oggi è un nuovo banco di prova per l'Ecositi senza Taborda per la seconda volta, è mancato nella prima di campionato, poi è stato un pilastro e sai, sono giocatori importanti. Sono banchi di prova decisamente rilevanti perché ogni squadra deve saper poi uscire dalle difficoltà, la mancanza di un giocatore, e questo è sicuramente un giorno importante per David Marin per testare il suo gruppo a 360 gradi. E allora palla in avanti per De Oliveira che la protegge, spalle alla porta, riceve il colpo sul pallone da dietro di Capitan Japaviera, rimessa con laterale per il Genzano. Batte Fusari, all'indietro Pedrigno, largo Bizzoni, sceglie ancora il capitano. Fusari punta, mette al centro, doppia deviazione e quindi corner per i padroni di casa. Pallone alzato sul secondo palo, la domestica De Oliveira lo gioca all'indietro. Bizzoni, Pedrigno, un po' impreciso, poi bravo subito a strappare il pallone all'avversario. Di nuovo Pedrigno, tocco sotto, altro recupero importante per la Kame che può distendersi. Japaviera, assist al centro, cucchiaio Mammarella, Mammarella subito, dopo 2 minuti cala la prima grande parata del match. Splendida la parata di Mammarella, bravissimo Giapa a trovare nello spazio il compagno. Bello lo scavetto, è una Kame intraprendente, l'Ecositi sta soffrendo in questa fase iniziale. Però qui può distendersi con Pedrigno, le sue giocate, Pedrigno fino in area di rigore, altra parata anche dall'altra parte. La tiene in campo Japaviera, scucchiaia profondo, prova a coprire proprio De Oliveira che ha ripiegato in fase difensiva. L'ultimo tocco è da parte di un giocatore della Kame Treviso, quindi fallo laterale per i padroni di casa. Entra sul terreno di gioco Mancuso al posto di Pedrigno, recuperato al 100% dopo aver fatto uno sforzo nella partita del Palavia Cazzi, insieme a Nemmo ovviamente. Pallone profondo sui piedi di Mister Marin. Ha già battuto l'Ecositi. Fusari rientra sul piede forte, calcia, deviazione fondamentale in calcio d'angolo. Continua a premere la squadra arancionera. Pallone al centro, messo fuori, calcia De Oliveira! Non so se c'è stato il tocco da parte di Mancuso, ma l'Ecositi è già in vantaggio con la solita palla ferma. Palle ferme che stanno determinando questo campionato, ma l'Ecositi veramente ha grandissimi meriti sulle palle ferme. Lo staff sta facendo un lavorone perché ogni sabato riesce a portare a termine varie soluzioni, e poi Giulio D'Oliveira in condizione favolosa. Non è appena arrivata la nuova convocazione, ma oramai sembra essere un pilastro della nuova nazionale di Salvo Samperi. L'ho chiesto anche a lui ed è abbastanza felice di questo, ci ha creduto e la convocazione è arrivata. Ovviamente con il cambio del CT ci sono normalmente scelte diverse rispetto alla vecchia era. Porta palla la Kame, Sacon, Japa, tamponato alle spalle da Bissoni che recupera il possesso.
Centro per De Oliveira, Mancuso sposta sul mancino, poi ancora De Oliveira, un'altra chance, mura Sacon in fallo laterale. Eccoli i movimenti, taglia al centro Bissoni e poi l'arbitro cambia la rimessa e la assegna alla Came Treviso. Rientra anche Nem al posto di Fusari. Mentre palla profonda che prova a domare il capitano della Came, ma è di nuovo possesso arancio-nero. Marco, come dicevo, Bissoni forse oggi anche in extremis dovrà fare gli straordinari dato le due grandi assenze di Romano e Taborda. Sì, un giocatore davvero universale che da quando è arrivato alle Cositi ha ricoperto varie posizioni, già nella sua carriera è stato principalmente sulla dorsale, quindi tra il lavoro pivot e il lavoro di ultimo, ma credimi è un giocatore che veramente può occupare ogni zona del campo, un giocatore troppo intelligente, capace di spostare le inerzie di una squadra. Matteus Sacon fa partire questo triangolo che poi si chiude sui piedi di Nem, che riesce a mettere lo zampino per la ripartenza delle Cositi. Si lotta al centro del campo, l'ultimo a toccare è Japa, rimessa ai Cositi. Nem da ultimo sposta su Bissoni, si intercambiano i due, di nuovo Nem, De Oliveira aspetta la sovrapposizione del numero 27 e poi passa da Mancuso che torna da Mammarella. Si prende tutti i secondi, poi rilancia Nem, aggancio strepitoso, ma si aiuta con il braccio e l'arbitro se ne accorge. Chiama quasi a sé le Cositi la Came Treviso, probabilmente una scelta studiata da Silvio Rocia. Japa, Sacon, largo Japa, insieme a Di Guida, verticalizzazione sbagliata, ci ha messo il piede Bissoni, poi De Oliveira, primo palo, trova attento Pietrangelo che smanaccia in corner. Altra grande chance per le Cositi. Che evidentemente dopo la sconfitta è affamata, mister. Ma sì, ha fatto, come ti dicevo, anche un'ottima gara a Napoli. È uno scontro diretto che poi si è risolto su un episodio, però assolutamente ad oggi la squadra delle Cositi ha mantenuto sempre un profilo molto alto di concentrazione. La battuta all'indietro di Bissoni, Nem, arriva Mancuso che prova a cambiare lato, interrompe Loris Di Guida che va direttamente da Pietrangelo. La sponda di Sacon, Walex entrato sul terreno di gioco del Pala Cesaroni, verticalizza per Di Gaudio, prova a disorientare Nem, non ci casca il 27 che sta già ripartendo. De Oliveira in avanti, Mancuso la domestica, usa la sponda anche di Guida per guadagnare il massimo. Riecco anche Fantesele dopo la squalifica. Fantesele riesce a smarcarsi Bissoni, isola Mancuso, esterno perfetto da quest'altra parte. Nem se la sposta sul destro e poi viene accompagnato fuori da Giapaviera che ha decisamente un'altra stazza fisica. Buona la circolazione della Came, prima, tutta di prima, con posture importanti, mi ha ricordato il loro quinto, un quinto spesso posizionale, ma dove la palla viaggia con questo ritmo in passaggi ritmici e di prima. Le Cositi sta sfruttando la grande condizione di Giulio Oliveira, che non solo in fase di realizzazione ma anche in fase di costruzione riesce ad attenzionare, ad accentrare tutte le attenzioni proprio degli avversari, quindi veramente in questo momento è catalizzante al 100%.
E insieme a Giulio D'Oliveira è stato convocato in nazionale anche Leonardo Micheletto, un altro che per quello che sta dimostrando in questo inizio di stagione se lo merita. Sì, ha fatto molto bene, poi sai, questi giocatori mancini hanno delle qualità, delle genialità veramente importanti. Ho un po' un debole per quel piede mancino in questo sport, però Micheletto ha fatto veramente un ottimo avvio e oramai conosce molto bene questo campionato e quest'anno sembra aver fatto proprio un salto di qualità. L'anticipo secco da parte del numero 10 che poi offre l'assist al centro, arriva la zampata di Azzoni, ha pareggiato la Came Treviso in un lampo. Ha pareggiato la Came Treviso. Molto bravi nel break, in un intercetto molto rapido e molto bravo Azzoni anche a chiuderla con rapidità, non aveva tempo e spazio per calciare totalmente e allora ha anticipato il gesto prendendo in controtempo anche Mammarella. Nem torna a carburare l'Eco City. Accelera Fantesele, la sua giocata, Fantesele fino in fondo, sbaglia al momento finale, ottima anche l'uscita di Pietrangelo. Sì, bravissimo perché aveva trovato il varco giusto Fantesele che quando ha spazio sfrutta la sua capacità devastante dei primi 3-4 metri. Qui invece è sempre il 99 a calciare sopra lo specchio di Pietrangelo, il pallone si perde sul fondo, rinvio per la Came. Si autolancia di guida ma il campo finisce. Fantesele aspetta Nem, gli lascia la battuta. Pedrigno. Qui parte bassa l'Eco City, pronta ad attaccare lo spazio profondo. Nem destro-sinistro. Anche in questo caso la palla ha varcato la linea laterale del campo. Sutton. Suo l'assist per Azzoni in precedenza. Qui De Oliveira usa il fisico ed è bravo, anche forse astuto qui a prendersi questo fallo. E Giappa e Sutton sono sicuramente i due giocatori di maggior spicco, di maggiore esperienza nelle letture da parte della Came e da una impostazione a 4 è subito ritornato Marin con Giulio D'Oliveira. Occhio perché Walex apre gli orizzonti dall'altra parte, pallone al centro, l'ha ribaltata completamente la Came Treviso. 2-1 al Pala Cesaroni per gli uomini di Silvio Rocia. È un momento di blackout, infatti c'è time out Eco City proprio perché Marin vede che la squadra è in un momento di bassa e è la bellezza di questo sport, in 2 minuti tutto si ribalta. E allora prendiamoci questi secondi di time out, ci sentiamo tra pochissimo. Pala Cesaroni è il momento di farsi sentire il quello che fa Cesano. Rientriamo con il Pala Cesaroni che prova a spingere i propri giocatori dopo questo 1-2 terrificante della Came che ha ribaltato completamente il vantaggio di Giulio D'Oliveira. Fantesele, chiusura di Guida a contrasto con Pedrigno che si infila, Pedrigno fino in fondo, secondo palo, la scivolata ottima di Azzoni che è partito alla grande quest'oggi. Walex ne esce così da un'azione difensiva ad offensiva, lo affronta Fantesele, arriva Pedrigno in raddoppio, non c'è fallo tra le proteste del 7, Fusari tocca Fantesele sul mancino, Pietrangelo
sta dominando la propria area di rigore. Altro errore in fase di impostazione, Pedrinho recupera e calcia di prima intenzione Walex. Mette la gamba. Tanti errori da una parte e dall'altra. Sì, perché sta crescendo l'intensità della gara, ha moltiplicato le forze la Kame, rinvigorita ovviamente dall'1-2 e sta accusando il colpo Lecositi, che adesso deve reagire. Il ritmo leggermente compassato dopo l'1-0 ha portato magari a qualche distrazione e adesso deve avere una reazione forte, veemente, per rimettere in carreggiata la propria squadra. Fa partire l'azione Fusari, altro errore di Fanteselli. Allora Walex a campo da macinare, Walex di punta prova a perforare lo specchio di Mammarella, che si fa sentire con la sua difesa. Sì, perché è la terza volta che c'è un break chiaro e adesso ha messo una grande toppa su uno splendido tiro di Walex, sempre per una palla forzata. La chiede con insistenza il 7, liberato Japa che cicca. Fantesele, timidi applausi di incoraggiamento. Pedrinho sposta ancora dal 99, pallone verso Fusari che si isola contro due, scivolata di Walex con i tempi giusti e poi assist profondo. Qui Di Guida ha perso il contatto col pallone che è arrivato dalle parti di Mammarella. Bissoni, Pedrinho dà velocità alla manovra. Fusari lavora da perno, Giulio De Oliveira calcia, rimpallo, Japa e Bissoni su questo pallone, riesce soltanto a sfiorarla Japa e a riconcedere un altro fallo laterale alle Lecositi. Fusari, duello tra 7 con Walex, passa il capitano dell'Ecocity, paratona di Pietrangelo, poi Walex prova ad uscire dal traffico e guadagna fallo laterale. Profondo Sacon, gestisce Japa, pressa alto Lecositi, Japa ancora a contrasto, manca l'intervento Bissoni, scava profondo Capitan Sacon, ha riconquistato Perazzetta e poi si è schiantato con il muro arancione. Fusari prova a dar fastidio a Japa, Perazzetta ancora, anche Bissoni un po' sconsolato del piazzamento della difesa. Anche qua molto bravo Japa a tenerla, a darla al momento giusto, però sì, qualche distrazione di troppo che sta portando Lecositi ad avere qualche difficoltà prettamente in fase difensiva, mentre nella fase di possesso deve avere più pazienza perché sta forzando la palla, probabilmente il risultato non era aspettato e quindi lì sei portato a forzare, invece questo è uno sport principalmente di pazienza e di letture. Perazzetta cercato dai compagni, che sbatte contro Pedrinho, rimessa Kame sotto gli occhi di mister David Marin, che non sarà sicuramente felice dell'approccio dopo il gol del vantaggio. Perazzetta mette al centro, deviazione di Giulio De Oliveira e poi di nuovo dello sfortunato 17. Bissoni mette in moto Fusari, ancora Tiago, Pedrinho, Bissoni, lo attacca Perazzetta, lancio lungo di Bissoni, protegge De Oliveira, offre l'assist a Fusari, arriva anche Bissoni che calcia addosso al compagno e qui sfortunata Lecositi. Molto bella questa situazione, bella l'imbucata e l'appoggio pivot sul terzo uomo. Fusari ha dato uno sprint buono, è entrato bene, sta dando vivacità. Ci riprova Perazzetta, raddoppiato da Giulio De Oliveira e Bissoni, che poi cambia versante, di nuovo ad isolare Fusari contro Donin. È entrato anche Micheletto. Fusari, De Oliveira, appoggio, Bissoni calcia col mancino ma alza troppo la conclusione, palla alle stelle. E se da un lato sta determinando
forse la voglia anche da capitano di riscatto di Fusari. Dall'altra c'è un ottimo Pietrangelo che sta reggendo le spalle alla Came Treviso. Il portiere oramai che in Serie A si è ben distinto, non è assolutamente una sorpresa, ma insieme a tutto il pacchetto difensivo sta lavorando bene. Oramai la squadra, visto il 2-1, non sta più rischiando in uscita, sta esclusivamente cercando di lavorare sulle difficoltà che in questo momento ha l'Eco City nella gestione della palla. Calcio d'angolo per la Came, resta staccato Donin, vede però un contatto tra Perazzetta e Micheletto, il direttore di gara, e allora è da ripetere il corner. Micheletto che viene da una noia alla caviglia, forse è entrato solo adesso perché magari nelle prime idee era quello, anche non ti dico di risparmiarlo, però di valutare la sua condizione, però adesso c'è bisogno anche delle migliori armi per riprendere la gara e quindi sta cercando di variare Marin. Il piazzato da parte di Donin, respinto dal muro arancio-nero. Continua a premere la Came. Sacon scucchiaia verso Donin, ha capito già tutto in anticipo Leo Micheletto, fresco sia di gambe che mentalmente, essendo appena entrato nel match. Cristiano Fusari torna a puntare, Bissoni va a fare blocco dalle parti di Micheletto, Fusari di nuovo Bissoni, Micheletto finta col mancino e poi calcia col destro e, come dicevi tu mister, non è il suo piede. No, si porta la palla sul piede non competente, magari per mettere in difficoltà l'avversario che si aspetta esclusivamente il mancino, ovviamente non ha la stessa forza e qualità con quel piede. Adesso quartetto dell'Eco City con dei laterali con caratteristiche principalmente di spinta e di 1 contro 1, questo dal punto di vista della fase di non possesso agevola un pochino la Came, che sa come Fusari, come Micheletto tentino principalmente l'1 contro 1. In questo momento l'Eco City deve cercare di variare per scardinare una difesa che sa esattamente come muoversi. Infatti il pericolo più grande è arrivato dalla palla verso De Oliveira e l'inserimento alle spalle. Sacon, pallone al centro che sfila lungo tutta l'area di rigore, non lo tocca nessuno. Mammarella lascia lì per Bissoni, rientra anche Mancuso, forse anche per dare un po' di fisicità all'attacco. Micheletto, Diego Mancuso, dribbling, arriva il raddoppio, subito pronto di Donin, sono messi bene. Sì, è una situazione tatticamente difficile, ovviamente adesso soprattutto insomma non serve uno scienziato per dire che un giocatore come Pablo Taborda è un giocatore che viene a mancare nelle letture, nella pazienza, nel poter rimettere un pochino di tranquillità all'interno della squadra, quindi secondo me serve adesso un grande lavoro dei laterali dell'Eco City, che devono però variare la tipologia di possesso. Leo Micheletto all'indietro, Bissoni chiama Sede Oliveira, mi passa poi alle spalle, isolato Micheletto, passa su il primo uomo, poi termina a terra De Oliveira e l'arbitro fischia il fallo in favore dell'Eco City, un fallo a testa finora, una partita che almeno a livello di falli è tranquilla, Marco. Sì, assolutamente, questo c'era perché Giulio De Oliveira aveva preso posizione, quindi il fallo c'è, però proprio per quello che dicevamo, in questo caso Micheletto non ha fatto una classica giocata laterale dove la squadra avversaria ha tutte le diagonali lette, ma è riuscito a prendersi palla al centro del campo, fintando il tiro e cercando una palla in zona pericolosa. Ecco, i laterali secondo me, più che orbitare nella zona prettamente laterale, devono cominciare a muoversi molto di più, come in questo caso dove Micheletto è stato decisivo e porta una punizione in zona pericolosa. Fischio, si sposta Mancuso, calcia Micheletto, anzi no, offre l'assist De Oliveira, anzi Bissoni a girare alto, forse troppo defilato e il pallone gli è arrivato sotto. Pallone profondo, Giappa, rimonta Leo Micheletto che però deve concedere il corner alla Came. Mancano 5 minuti e 28.
sempre 1-2, è successo tutto nei primi minuti, poi la partita si è stabilizzata. All'indietro Japa punta il secondo palo, altra occasione per Sakon, 2 volte respinta la Kame. Si riparte da Pietrangelo, la chiama Mammarella e la lascia scorrere sul fondo. Tiago Pizzoni, Micheletto si accentra, sceglie la soluzione profonda, anche in questo caso intercettato, esce alla grande qui dal traffico di Guida, protesta anche per il cartellino. L'arbitro sta scegliendo questo tipo di arbitraggio, vuole mantenerlo. Ricomincia il 14, Sakon si allarga l'89. Chiede il corner De Oliveira, invece ha scelto per il rinvio dal fondo il direttore di gara. Pietrangelo difende Bissoni, ripulisce Micheletto, Mammarella deve velocizzare in avanti il pallone di Mancuso, la spinta di De Oliveira troppo evidente, il direttore di gara ravvisa il fallo commesso su Sakon. Sutton, Sakon di nuovo dal 10, Dunin s'abbassa a legare il gioco, eccolo il 22 sulla verticale di Guida, mette il piede Bissoni e dice di no alla sortita offensiva della Kame. Micheletto, Mancuso, Bissoni, prova a muoversi De Oliveira, a contatto con Sakon. Micheletto vicino, Bissoni prende posizione De Oliveira, aspetta Bissoni e poi viene da quest'altra parte dove c'è Mancuso, lo contiene Sutton, prova a crearla Micheletto dall'altra parte, l'azione, errore di Mancuso, rimedia Bissoni, largo Mancuso, Micheletto gli restituisce il pallone, contromovimento del 9, non si intendono i due e se ne sta accorgendo anche mister Marin che si sbraccia dalla panchina. Problemi per Bissoni, l'avevo visto subito che forse aveva allungato troppo la gamba in quel caso. Sì, vediamo se è una noia muscolare o esclusivamente traumatica. Continua il filone della partita che dicevamo. La Kame sta pressando, non altissima ma molto forte sui portatori, cercando di limitare gli spazi e con moltissima attenzione. Il vantaggio gli ha dato una forza mentale importante. Lego City deve assolutamente lavorare molto di più con il movimento senza palla, perché quando una squadra si arrocca è difficile a questo livello sperare esclusivamente nella giocata del singolo. Assolutamente. È successa un po' la stessa cosa anche nell'ultima partita qui al Pala Cesaroni, poi la perla di Taborda in quel caso l'ha sbloccata per Lego City, ma anche lì tanta fatica dopo i 2 gol presi. Batte Pietrangelo, colpo di testa in avanti di Japa, prova a suggerire De Oliveira, Micheletto, contatto De Oliveira che si è liberato, protesta Sakon. De Oliveira è passato l'11 2 volte, prova a mettere il pallone al centro, lo rimonta Sutton, calcio d'angolo.
Micheletto all'indietro, Fanteselli in scivolata, Walex che esulta, grande salvataggio. A terra di Oliveira, allora fa attendere il direttore di gara. Fanteselli non arriva, il pallone per Mancuso. De Oliveira. Fanteselli, Nem, di nuovo da Fanteselli. Blocco di Mancuso. Fanteselli può inventare il pallone sul primo palo forte. Chiama il tocco di Fior. Il 27 dell'Eco City lo trova, allora sarà calcio d'angolo per i padroni di casa. Nem, respinto il tiro di Fanteselli, la chiama Fior, blocca. Walex, tacco, poi pallone all'indietro, la sposta su Ton, messo in difficoltà, in questo caso deve allontanare il pallone in fallo laterale. Mancuso carica e spara, centimetri dal gol del pareggio. Di guida Sutton cerca il varco e lo trova per il grande movimento di Walex, senza guardare ha provato a pizzicare sotto le gambe di Mammarella. Qui l'esperienza del numero 1 a non concedere. Walex riconquista a campo aperto, arriva anche Di Guida alle spalle. Walex si prende la briga di tirare e manca l'obiettivo, vicino al 3-1 in contropiede la Kame. Sempre da un errore resta scoperta in difesa l'Eco City, forse perché sta spingendo in questo frangente di gara. Sì, ma la Kame lavora sempre molto bene sulle sortite offensive e lì Sorniona sta lavorando bene nelle ripartenze e adesso è andata molto vicina al terzo gol. Ritorniamo in campo, Fanteselli allarga per Nem, qualche spazio, Nem, giocatona di Nem che poi chiude sul primo palo, ancora Fior attentissimo. Altro tiro, altra respinta di Fior. Errore di Nem che voleva tornare e restituire il pallone a Capitan Fusari. Walex, quasi detta il lancio. Il pallone arriva adesso, sporcato da Fusari e poi Azzoni a toccarla. Nem esce alla grande, allarga Fanteselli, si muove Mancuso che prova col tacco, si era staccato dalla marcatura di Sacon, adesso è Walex a rimanere a terra. Vediamo se entrerà lo staff sanitario della Kame. Lo chiama Silvio Rocia, allora qualche secondo di pausa.
Fantasele che ha recuperato il pallone sparato in profondità. Mancano 12 secondi alla fine del primo tempo. Prova l'ultimo assalto l'Eco City. Nem, 6 secondi. Taglio di Nem. Non c'è fallo, anzi sì. Ha atteso qualche secondo il direttore di gara. 4 secondi e punizione per l'Eco City. Guarda, ti dico Marco, forse perché qui Marin ha già usato il time out, altrimenti l'avrebbe chiamato adesso, sono sicuro. Sì, qui anche una scelta di quinto in un attimo per una codifica, oppure un qualche cosa che ti porti in pochissimi secondi al tiro. Vediamo. Nem d'esterno fa venire i brividi a Fior. E probabilmente sul tiro di Nem si chiuderà il primo tempo. Un secondo. Termina qui la prima frazione di gioco. Brava la Came a ribaltare il gol iniziale di De Oliveira. Si va a riposo 1-2. Finisce il primo tempo tra Eco City Futsal e Genzano in Came Treviso, risultato 1-2. Tifosi, vi ricordiamo che se lo volete potete supportare
Siamo tornati al Pala Cesaroni per il secondo tempo di Ecocity Genzano Came Treviso. Si parte dall'1-2 maturato dagli ospiti dopo il vantaggio di De Oliveira. Le reti di Azzoni e Sutton hanno completamente ribaltato la situazione. Fallo per l'Ecocity. Ti chiedo, Marco, cosa hanno detto i due mister secondo te? Cosa hanno suggerito ai propri giocatori su come entrare nel secondo tempo? Rocia credo che abbia lavorato sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista emotivo sulla propria squadra per far sì che arrivasse dopo lo schiaffone in casa qui pronta. Ha visto un'ottima reazione, quindi credo che abbia lavorato sul mantenere lo stesso atteggiamento sia nella fase di non possesso che nella fase di possesso, soprattutto nei break, perché sono stati dei break che hanno messo in grande difficoltà l'Ecocity. L'Ecocity invece ovviamente deve pensare a un secondo tempo da vincere, lo deve vincere con almeno 2 gol di scarto, quindi deve cambiare ritmo, intensità e deve essere meno timido soprattutto nella fase di possesso, mentre in fase di non possesso troppe disattenzioni. Quindi credo proprio che Marin abbia lavorato sui singoli per dire che la concentrazione è stata una concentrazione troppo bassa, perché comunque sono arrivate troppe palle determinanti davanti a Mammarella. Nel frattempo chiedo scusa perché il fallo di prima è stato assegnato alla Came, mentre Bissoni è in possesso di palla. De Oliveira, Bissoni, si stacca Pedrigno, Fusari, Bissoni nella sua posizione, Pedrigno, Fusari chiama il taglio a Pedrigno per liberare De Oliveira, che scucchiaia al centro. L'uscita di Fior. C'è ancora l'Ecocity al limite dell'area. De Oliveira colpisce in pieno Sacon. Chiama il tocco di mano il numero 11 insieme a tutti i suoi compagni. Mentre il capitano della Came si lamenta della botta presa sul petto. Finta di andare da Pedrigno, sceglie De Oliveira ma è attentissimo ancora una volta Japa. Fusari. Prova a sgasare Bissoni, ci ripensa, torna dal 7. Fusari, Pedrigno. Sterza. Insiste a sinistra. Cristiano Fusari sceglie l'1 contro 1, allarga Tiago Bissoni. De Oliveira lungo l'out di destra, gira largo e alto. Fior dal basso la Came, Donin, suggerimento in avanti, movimento di Japa orientato sulla destra e il pallone da tutt'altra parte. Bissoni, Fusari, Pedrigno, De Oliveira che viene incontro a prendersi il pallone, lascia l'inserimento a Bissoni. E sono proprio questi i movimenti senza palla di cui parlavi, Marco. Sì, nei primi 2 minuti e mezzo l'Ecocity ha approcciato bene e la posizione di De Oliveira è una posizione non prettamente da pivot, una posizione molto più mobile. Pedrigno 1-2 con Bissoni, De Oliveira, poco preciso. Primi 2 e mezzo sono trascorsi al Pala Cesaroni, il risultato resta lo stesso. Japa, attacco forte e irregolare da parte dei Bissoni, poi sbaglia Fusari e allora a campo da correre la Came con il pallone messo al centro. Sacon, paratona di Mammarella che poi sbatte sul palo. Siamo già dall'altra parte. Bissoni mette palla fuori perché c'è un problema, credo per Japa, che resta a terra. Infatti allora è pronto Walex a sostituire il capitano della Came Treviso. Speriamo nulla di grave per lui.
Restituito il pallone all'Eco City con Mammarella che batte sui piedi di Pedrigno. A sinistra Fusari, a destra Bissoni. Servito ora Pedrigno. Sfida Walex all'1 contro 1, poi scarica Bissoni, lo legge in anticipo Sacon, anzi pardon, Sutton. Fusari, Donin lo lascia andare, De Oliveira pesca il jolly sul primo palo, l'ha provata 1, 2, 3 volte, alla quarta Giulio non sbaglia. Giocatore devastante che da tutte le parti del campo riesce veramente a essere decisivo. E quindi 2-2, ristabilita la parità al Pala Cesaroni. Doppietta per Giulio De Oliveira. Numero 11, Giulio. Fior. Donin vicino all'estremo difensore, messo alle strette dal pressing di Giulio De Oliveira. Eccolo di nuovo il pivot che appoggia Fusari, fulmine col mancino che colpisce l'esterno della rete. Marco, se questa non possiamo dire che è la miglior stagione Giulio, perché siamo all'8ª giornata di campionato, mi prendo un attimo un secondo perché Donini ha fatto un aggancio spettacolare, ma già ripreso palla all'Eco City. Pedrigno appoggia Fusari, tra poco torno da te Marco. Fantisele non passa perché c'è Sutton a sbarrargli la strada. Dicevo, se non è la miglior partenza, se non è la miglior stagione perché siamo solo all'8ª giornata, forse però è la miglior partenza del numero 11. No, parliamo di un giocatore assoluto che nel nostro campionato è un campione totale da tantissimi anni. Sicuramente l'anno scorso è venuto in corsa, si è dovuto ambientare, ma quest'anno è veramente nel pieno della sua totalità, in tutte le sue sfaccettature. Potrebbe fare l'Alexio Magistralis da pivot e insegnare veramente questo ruolo, ma non si sta accontentando perché svaria, perché è leader. Il problema per l'Eco City è che non può fare adesso 20 minuti e quindi ha bisogno di respirare, perché in questo momento è veramente un quid devastante. Anche qui Pedrigno sbaglia a dosare il passaggio per Fusari che si era liberato, aveva attaccato la profondità. Qui l'errore lo fa la Came, appoggio De Oliveira, deviazione decisiva, calcio d'angolo, va a batterlo Giulio. Arrivano nel frattempo Fusari e Mancuso pronti ad entrare in area, resta staccato Fantisele. Pallone per quest'ultimo, gli arriva lento e allora fa qualche metro all'indietro Andre Fantisele per far risistemare i suoi. Si avvicina Fusari, eccolo il capitano. Largo Mancuso, lo accontenta Fantisele. Diego Mancuso, Fusari, Mancuso, circolazione del pallone a cercare il momento giusto per attaccare lo spazio. Lo fa qui Fantisele con il pallone che vacillava sulla linea laterale del campo, è riuscito a calciare, ha trovato la deviazione che stava per trarre in inganno Fior tra i pali. Sarà un altro corner per l'Eco City, che sicuramente ha preso coraggio dopo questo gol. Ha approcciato benissimo il secondo tempo, anche se poi la ripartenza letale della Came poteva portare il risultato sull'1-3. Vedi i vecchi adagi veramente del gol mangiato, gol subito, e come cambia l'inerzia di una gara. In questa fase c'è stata anche una nuova costruzione di 1 contro 1 sul lato, però molto più mobili rispetto al primo tempo. Un lato forte e debole giocato in ritmo, e qui Fantisele, per dire, ha trovato un 1 contro 1 importante. Donin
chiede supporto a Walex che viene mangiato alle spalle da Mancuso, poi Walex ripulisce, grande giocata del 7, calcia di prima intenzione, sempre di Guida, che a livello offensivo è stato il più pericoloso senza alcun dubbio della Kame. Nem, Diego Mancuso, arriva il movimento di De Oliveira che passa alle spalle del diretto avversario, riappoggio per Fantesele, si rialza De Oliveira, Fantesele imbecca dentro per Mancuso che manca l'aggancio. Bello qui lo smarcaggio di Mancuso, anche perché finora all'1 contro 1 in area c'era De Oliveira. Qui probabilmente la diversità di questo attacco dell'Eco City, l'intercambiabilità dei giocatori ha portato davanti al portiere Mancuso. Sì, è stato bravo, come ti dicevo, qui sull'out di sinistra Fantesele è in buona, quindi ha trovato nuovamente uno spunto e lì invece che calciare ha visto Mancuso in una posizione migliore e gli ha dato palla, forse neanche Mancuso se l'aspettava. Adesso ovviamente dopo 7 minuti Marin toglie De Oliveira per farlo respirare e vediamo come ovvia lo stesso Eco City ad una situazione praticamente già da 4-0. Ad allargare Micheletto, Nem riconsegna a Leo, largo Fantesele, finta di Micheletto, viene incontro Mancuso a lavorare da pivot, restituisce il 77 che adesso ha un po' di campo per correre, ormai se ne è accorto Walex. Nem sceglie Mancuso, orienta bene Mancuso, strepitoso Fior a restare immobile. Nella fase di non possesso adesso l'Eco City non ha un ultimo di ruolo, 4 giocatori di movimento si sono mossi molto bene nella mattonella di Mancuso storica, è stato bravissimo ad andare nell'attacco della palla, bravissimo Fiore alla deviazione. Adesso Fantesele arriva forse con un po' di ritardo sul pallone, lo colpisce di controbalzo, di conseguenza la palla si alza. Walex, Japa, Fantesele recupera ma Japa è più rapido, poi anche a servire il compagno, sempre Azzoni, primo palo, allunga il piede Mammarella. Ancora una volta Azzoni, stavolta il tiro arriva lento dalle parti del numero 1 dell'Eco City. Fallo laterale Kame Treviso. Fior, lungo per Japa, non può arrivare. Nem, Micheletto, raddoppiato, tocca Japa per ultimo. (11:37) alla fine. Partita ferma sul livello del mare, 2-2. Ci mette troppo Micheletto, allora Azzoni mette il piede per far tornare indietro la squadra di Marin. Diego Mancuso stabilmente sulla sinistra, adesso si prende il centro prima del cross di Micheletto che viene sporcato in calcio d'angolo. Nem non riesce il primo passaggio e neanche il secondo, ha bloccato tutto il solito Azzoni che poi riallarga. Japa, ancora il tiro della Kame e ancora chiude lo specchio Mammarella. Siamo già dall'altra parte, Nem prova l'assist al centro, non arriva Mancuso e neanche Micheletto che stava tagliando e facendo lo stesso movimento del 9. Pensavo anticipasse il tiro perché era in una buona posizione, poteva anticipare di punta, invece questo esterno dentro che poi non è stato colto da Mancuso. Mammarella lungo da Nem,
Largo Micheletto, prova la finta, non ci casca Walex. Mancuso, una finta e tiro sul fondo. Altra palla lunga della Kame, stavolta trovata da Walex. Ringrazia Bissoni che ha già rimesso in moto le Cositi. Nem Micheletto, arriva Bissoni. Diego Mancuso. Nem prende spazio centralmente. Mancuso. Walex a dar fastidio a Bissoni. Leo Micheletto, lungo possesso palla dell'Eco City, è messa bene in difesa la squadra di Rocha. Qui però Mancuso ne approfitta della caduta di Japa per prendersi lo spazio a sinistra. Arriva Walex comunque in chiusura. Nem. Mancuso cambia versante, Micheletto orienta e calcia. Bellissimo lo spunto di Leo Micheletto, anche per dare un po' di salute agli attacchi dell'Eco City che finora si stanno spingendo sulle fasce, come dicevi tu bene a inizio partita Marco. I movimenti sicuramente senza palla stanno portando i propri frutti. Qui fallo in favore della Kame. Ha preso posizione Japa ed è anche il primo cartellino del match questo. Sì, in quella fase l'Eco City aveva 3 mancini in campo, quindi ha cercato di lavorare sulla catena dell'opposto per mandare poi al calcio il migliore dei mancini dal punto di vista del tiro, che è Micheletto. In questa fase a duello l'arbitro invece ha scelto il fallo per Bissoni e quindi conseguentemente il giallo. Ripeto, primo ammonito del match, Tiago Bissoni. Ed ora occasione da palla ferma per gli uomini di Silvio Rocha. È una finta a servire Japa, assist al centro ad Onin. Prima di lui arriva Fusari a allontanare il pericolo. Fiorre parte bassa la Kame come al solito. Primo pallone ad Onin. Si prende il centro del campo il 22. Lancio per Japa. Tacco Donin. Pedrigno in calcio d'angolo. Teso al centro il corner. Ci sarà un'altra occasione da fallo laterale. Si avvicina Donin, forte e teso Mammarella, la deve toccare in calcio d'angolo. Anche qui la manona dell'estremo difensore dell'Eco City. Insiste in questo frangente di gara la Kame. Pronta a battere di guida, tocca basso, Japa gira. E Devia De Oliveira, ancora corner. Si resta lì. Stavolta a calciare è Sacon. Mira alta per lui. Pedrigno servito da Mammarella. Tacco Fusari. Scava Mancuso. Manda a vuoto Donin. Tiago Bissoni. Alle sue spalle arriva Fior. Molto attento. Movimento di Giulio De Oliveira. Scelto invece Pedrigno. Cerchio di centrocampo. Pedrigno. Bissoni. Ancora per il 30. De Oliveira. Appoggio Fusari. Si crea lo spazio. Fusari. Devia Sacon. E il pallone sorvola la testa di Fiore. Calcio d'angolo per l'Eco City.
si batterà dall'altra parte, secondo l'indicazione del direttore di gara. Vediamo, Bissoni aspetta, Italia al centro e sul primo palo, non fa amicizia col pallone Pedrigno, allora poi in seconda battuta sceglie di tornare da Mammarella che gli restituisce la sfera. Tiago Bissoni dall'altra parte, in chiusura Lacame che si ridistende con Donin, Japa vicino Donin, Pedrigno a dar fastidio, Japa allontana, stoppa e riparte Fusari. Non c'è un attimo di tregua ora. Si fa ingolosire dal dribbling Fusari, ma poi sceglie Bissoni. De Oliveira largo, Pedrigno, stavolta lo stop è buono. Giulio De Oliveira, resta Donin, il primo a pressare proprio su Pedrigno. Pedrigno sulla sinistra, ancora poco spazio, se lo prende Fusari, non sceglie di puntare il capitano, altro appoggio, De Oliveira, Fusari, Bissoni, decide di prendersi tutto il tempo la squadra di Marin. Catena di sinistra, a terra De Oliveira che vorrebbe il calcio di rigore, non c'è fallo, riparte Lacame, pallone largo per Donin, in stirata la chiusura di Bissoni che rischia anche di farsi male, c'è calcio d'angolo per Lacame, come ci sono le proteste sul contatto con De Oliveira. Pronto al corner Sutton, tutta fuori area, parte Lacame, adesso ad entrare è Di Guida che è anche il primo ad arrivare sul pallone. Donin, una finta su Nem, se la sposta sul destro, ancora a calciare il 22, ancora deviazione e ancora corner. Mi prendo questo primo minuto di pausa, mister, per chiederti, sta attaccando in due modi diversi Lacame, o la palla lunga diretta da Fior al pivot, oppure palla a Donin e poi subito a tagliare per saltare una linea, la linea del centrocampo delle così. Ma principalmente sta lavorando su una fase di non... Ecco, intanto a te. Sì, seguiamo il calcio d'angolo, sempre con Sutton, cerca Sacon, lascia lì il pallone, Donin forte e alto, chiede un'altra deviazione che non c'è e allora può ripartire veloce l'Eco City. Petto di Fusari, assist al centro, Giulio De Oliveira, salta Fiore e gira in caduta. E quasi grazie alla Lacame. Giulio De Oliveira intanto ammonito Di Guida, è il secondo del match, dicevi Marco? Dicevo che Lacame ha mantenuto una pressione molto forte sui portatori, una compattezza importante senza mai perdere le distanze e le attenzioni, ma ha abbassato di qualche metro, probabilmente un po' per volontà, perché poi sfrutta ovviamente un break con campo, un po' anche per una questione fisiologica, fisica, mancano 6 minuti netti, ci sono giocatori che hanno fatto un minutaggio alto, è anche fisiologico abbassare leggermente, mentre ti ripeto, il De Oliveira sta orbitando molto in questa zona, riuscendo molto bene e sta dando molto fastidio alla Lacame. La perde Nem, ci sono metri da percorrere per Sacon, dice di no però De Oliveira. Fusari, c'è lo spazio per puntare, sfida Donin che poi termina a terra, l'ultimo tocco è del 22 della Lacame che si arrabbia tantissimo. Bissoni prende il fondo, inseguito da Donin che poi lo spinge fuori dal campo, non c'è fallo e ha ammonito Silvio Rocha.
Sakon. Si passa a sinistra, lancio proprio per Donin, di testa Fantesele, a terra Bissoni, stavolta riesce a prendersi il fallo, poi prova a battere subito, si mette davanti al pallone Sakon, glielo impedisce. Calcio di punizione quando mancano 6 minuti spaccati. Sul pallone Bissoni, che adesso però si scansa, resta dalle parti della sfera, anzi no, si avvicina sulla destra alla barriera. Nem col mancino, finta, tocca Bissoni, De Oliveira! Tripletta di Giulio De Oliveira, che nel momento più brutto dell'Eco City si carica la squadra sulle spalle. 3-2. Cosa significa essere un campione? Qual è Giulio De Oliveira? Oggi si è caricato fino ad oggi totalmente la squadra sulle spalle, sotto tutti i punti di vista, tattico, nelle letture, nelle scelte e nei 3 gol. Ha segnato! Sconsolato in panchina Silvio Rocia, che chiede subito il power play, e infatti Donin indossa la maglia bianca. Giulio! 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 Walex. Sutton. Largo Walex, Donin servito, pallone al centro, una mischia, non libera, poi il pallone ancora fuori, Sutton riapre, Walex con la punta, vola Mammarella, parata strepitosa. Siamo ancora in gioco però. Walex, Sutton, Donin, Walex. Altra puntata che passa a millimetri dal palo. Torna in porta Fior, prova a calciare Diego Mancuso, Fior con il petto, la lascia lì, pallone a Walex. Di nuovo il 7. Gira a sinistra, passando da Capitan Japa, la Kame. Sutton, sbaglia tutto Donin. De Oliveira studia lo scenario, poi allarga Mancuso, De Oliveira, altra palla al piede. L'unica scelta era proprio andare dall'altra parte da Fantesele, ha capito tutto Sakon, che ha interrotto la ripartenza dell'Eco City. Numero di Fantesele, arriva De Oliveira, restituisce al 99 Fior. Ci mette il piede, anzi no, perché resta il power play tra i pali per Mister Rocia, se la rischia così. Occhio al destro, provato da Sakon, e riecco che torna Fior tra i pali. Qui Bissoni trova la deviazione di Walex e ci sarà fallo laterale quasi da fondo campo per l'Eco City. Questa è una situazione tattica molto interessante, perché occhio perché c'è il contropiede per la Kame, 3 contro 1, pallone allargato, Sciapa 3-3, ancora pareggio, altra rimonta. Che partita incredibile che sta uscendo al Pala Cesaroni, le squadre se le danno da una parte e dall'altra. Dicevo, una situazione tattica molto interessante, perché la Kame ha deciso di mettere il quinto sul 3-2 a 6 minuti dalla fine, quindi diciamo
in teoria si potrebbe anche aspettare, ma questo è un segno evidente che sa perfettamente che è una grande arma e lo ha usato molto bene andando vicina al gol del pareggio, che poi è venuto invece in una situazione di ribaltamento, una situazione di batti e ribatti che ha portato a un'ennesima ripartenza e al pareggio. 3 minuti e 46, vediamo adesso la tattica delle Cositi. Rientra intanto Giulio Oliveira che era fuori. E quindi ancora parità. Contropiede terribile, un altro errore da parte delle Cositi in vantaggio in fase di impostazione. Resta scoperta la difesa di mister Marin. Vediamo, perché ci sono 3 minuti e 40 e da quello che stiamo vedendo la partita non è finita. Tacco di De Oliveira, arriva Nem che si aggancia con Japa che entra sul pallone. Resta a terra Nem perché forse ha preso una botta cadendo, ma è stato netto l'intervento sulla palla di Japa. Brutta botta questa per Nem. Intanto vediamo Mancuso con la maglia da power play a dialogo con Marin. Cosa gli starà dicendo Marco? Sai, è la prima volta praticamente che in casa c'è il power play. Una cosa è allenarlo, una cosa poi è in partita, però una squadra importante giustamente a 3 minuti alla fine vuole vincerla e prova il power play. Però sai, veramente poi testarlo in partita è sempre una cosa diversa, quindi è una novità per le Cositi. Vediamo quali sono le mosse scelte da Marin sia nella catena mancina che nella catena destra e sia nella tipologia di quinto. Come dicevo prima, il quinto dell'anno scorso qui su questo campo fu il quinto probabilmente migliore e anche oggi con molta fluidità la Kame ha giocato il quinto. Vediamo adesso le Cositi e la scelta del power play. Attenzione perché Rocha, appena visto il power play disegnato da Marin, ha rimesso Walex in campo. Però tiene comunque Donin con la maglia bianca. Japa lotta con Bissoni, ha ragione Tiago Bissoni. Fuori Mammarella, dentro Mancuso, eccolo il power play di Marin. Torna in campo anche Nem dopo la botta presa e quindi attacca con Mancuso e Nem sulle fasce. Fantesele ultimo ad impostare e Larghi, De Oliveira e Tiago Bissoni. Sì, in gestione in catena mancina, in due che probabilmente si alterneranno in catena, e vediamo l'uso di Mancuso e di Giulio De Oliveira. Diego Mancuso, 3 minuti da ora. Nem, fascia destra, cross al centro, ancora Nem, soltanto esterno della rete. Walex direttamente dalle parti di Mammarella che è già rientrato in campo, mette giù a Fantesele e chiede ancora il cambio a Mancuso. Fantesele trascina da Nem, largo ancora Mancuso, avvicinato da De Oliveira. Fantesele, è liberissimo Tiago Bissoni, si era staccato in questo caso Sacon anche per via dell'inferiorità numerica. Fantesele da ultimo, Nem, ancora libero Bissoni. Fantesele, Mancuso, Fantesele, Nem. Sta girando bene la difesa di mister Rocha. Fantesele, scelto Bissoni largo a destra. Adesso si scambiano Mancuso e De Oliveira. Palla persa dall'11. Walex può approfittarne. Mancuso interviene sulle gambe del numero 7, commette fallo e si becca il cartellino giallo per evitare la ripartenza. Sì, comunque c'è una situazione di falli molto bassa, quindi è un fallo intenzionale ma necessario, perché Walex, messo in campo appositamente da mister Rocha per la fase di non possesso, aveva rubato una palla che poteva diventare determinante e Mancuso è stato costretto all'infrazione. Tanto time out chiesto da mister Rocha. E allora ci fermiamo per qualche secondo. Time out, come ha detto mister Marco Di Fazio. Tra poco gli ultimi
117 secondi del match, 3-3 al Pala Cesaroni. Tifosi di Genzano, abbiamo ancora bisogno di voi! E il time out ha portato il quinto di movimento dall'altra parte, Marco. Questa è una scelta che, a prescindere da come andrà a finire la partita, è una scelta da lodare, perché una squadra che viene a casa dell'Eco City a 2 minuti alla fine, un punto magari tra virgolette potrebbe firmare, invece mette un quinto, si prende il rischio un po' di gestirla, perché vedi, lui usa il quinto anche per gestirla, però comunque tolgo l'uomo dalla porta. Significa credere nel proprio lavoro, e questo secondo me va sottolineato nella scelta di Silvio Rocha. Assolutamente. Tiago Bissoni, mentre passiamo da quinto a quinto perché è rientrato Mancuso. Nem, Mancuso, Fantesele, sceglie Nem, guarda la porta il 27, non trova spazio, si riparte da Fantesele. Mancuso, Giappa e Sacon i primi a pressare, qui si fanno aiutare anche da Walex. Pallone spostato su Fantesele, De Oliveira verso il secondo palo, sbuca Sacon e allontana. Stava molto bravo Mancuso a mettere il corpo giusto per poter dare una palla di prima, per fare un giro veloce, perché poi con i due tempi di lavoro non entri, a un certo punto serve un giro a un tocco solo. Fantesele, 47 secondi. Palla a metà strada di Nem, così e così. Riesce a ripulirla Fantesele, a continuare il giro palla. Bissoni guarda la porta, invece sceglie De Oliveira sul secondo palo, che è arrivato scordinato su quel pallone. Fior dà fastidio Nem, rilancio 30 secondi alla fine, non controlla Giappa. E il time out stavolta è per Mister Marin. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questi 28 secondi finali? La bellezza di questa situazione è adesso la gestione tattica dei due allenatori. Intanto Silvio Rocha dovrà dipanare un dubbio, cioè a 28 secondi dalla fine vado in pressione alta cercando di non far giocare la squadra avversaria, o subisco l'ultima azione bassa ma magari mi do anche la possibilità di un break. E sicuramente secondo me sceglierà questa, perché è stata il live motive della gara, quindi andare adesso, magari fossero stati 6 secondi alla fine, cercando di evitare un lancione, ma a 28 credo che aspetti basso, vediamo, magari mi smentisce. Mentre credo che Marin stia preparando una codifica, perché chiamarlo a 28 secondi significa chiamare una giocata, vediamo. Godiamoceli insieme allora questi 28 secondi alla fine. Possesso dalla porta per l'Eco City. Fantesele mette piede nella metà campo della Came. Mancuso dribbling, libera De Oliveira, sbaglia il controllo, poi rioffre a Mancuso, che mette subito la gamba ed è bravo a riconquistare il pallone e a tenere alta l'attenzione. Nem gira, devia, Sacon, De Oliveira, 7 secondi, Nem va largo da Bissoni che sbaglia il controllo, e allora Fior può guardare la porta, calcia Fior, disturbato Mancuso, Bissoni, non c'è più tempo, termina 3-3 al Pala Cesaroni.
tra due grandissime squadre che se la sono giocata fino alla fine, un risultato che fino all'ultimo è rimasto in bilico, Marco, ed è questo il bello dello sport. Ma il nostro sport è così, è favolosamente bello per avere l'incertezza fino alla fine. Un pareggio, io dico giusto, perché la Kame si è ben destreggiata mettendo in difficoltà l'Eco City, e l'Eco City passa una gara di difficoltà, ma anche questo tempra le grandi squadre, quindi nessuna tragedia assolutamente. La Serie A è così, tutte squadre molto organizzate. Silvio Rocha, tatticamente lo avevamo detto, incontrarlo dopo una sconfitta è la cosa peggiore, e oggi si è dimostrato come sempre un allenatore di grande livello. Tutto giusto, Marco, da qui è tutto, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a tra 2 settimane qui al Pala Cesaroni. Un saluto da Alessandro Brizzi E Marco Di Fazio. alla prossima.